Buongiorno, sempre lavanderia in corso. Oggi è brutto tempo, piove, domenica... Che numero è oggi? Domenica? Non so che numero... 11, 11 di febbraio. Piove, 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 piove e ancora piove. Beh, piuttosto che la neve, ragazzi, che nevichi in alto, ma qui si sta bene così. Io lo dirò sempre. Sono 4 gradi, non male, non male. E cosa vi racconto? Vi racconto una cosa bellissima. Devo portare dentro legna anche, però forse è il caso di vestirmi. Devo raccontarvi una cosa bellissima. Mi sono pesata come ogni domenica. Che meraviglia, solo che dovrei fare veramente sport, perché io utilizzo una bilancia con i sensori, che è più o meno la stessa cosa che ti fa la nutrizionista, cioè dei sensori che ti applica sul corpo e rilevano, diciamo, tutti i tuoi dati. È la stessa funzione che ha la bilancia in sostanza. Adesso io non so quanto siano realistici i dati effettivamente, però sono un'indicazione di come stai andando, ecco. Anche se non sono magari così attendibili al 100%, però sono indicativi di come sta andando la dieta, l'alimentazione. Beh, mi sono pesata. Non so da quanti anni non pesavo così. Peso 59,7. Cioè, mi ero fermata un attimo sul 60 e no, già ieri mi ero pesata, ero 50, no, ero 60,05 e ho detto domani sicuramente peserò meno, perché mi ero pesata nel corso della giornata, quindi comunque pesavo di più. E infatti oggi 59,70. Cioè, è una cosa wow, è una cosa che boh. Comunque ho tanto grasso, quello sì, e questo grasso qua è difficile da mandar via. L'unica sarebbe proprio fare sport, dovrei riniziare con molta calma, con esercizi veramente basilari, per poi fare quei workout che facevo una volta, però dovrei iniziare proprio livello anziana, per dire, perché veramente sono messa male con il corpo. Comunque è un enorme progresso questo, solo con l'alimentazione alla fine, perché io mangio. Adesso porto legna e poi posso fare colazione. Non so cosa farò, se mangerò il panino oggi, non lo so. Sono molto in dubbio. Comunque niente. Dopo mi metto a giocare Animal Crossing. Oh, dai, vado. Vado a fare qualcosa, devo anche vedere se questa roba è asciutta. Un po' umidina ancora. Allora,
il pranzo l'ho messo su, adesso ci vorrà almeno un'oretta per cuocere tutto il pollo con le patate e quindi adesso rifaccio il letto e sì, un'oretta ci vuole tutta. Poi effettivamente l'altra volta non era venuto bello con la crosticina perché l'avevo lasciato coperto, quindi la pirofila sopra l'avevo lasciata su e invece magari gli ultimi minuti bisogna far cuocere senza la copertura. E io invece avevo lasciato lo su e vabbè. Vi saluto intanto. È una domenica abbastanza triste, cioè veramente domenica da relax questa, davvero. Niente, boh, dai, faccio il letto, che così anche questo è fatto. E non mi sono ancora messa a giocare a Animal Crossing perché adesso c'è Franz che sta giocando con la Nintendo, quindi giocherò dopo, più tardi. Prima faccio tutte le cose di casa, che ormai ho già fatto tutto in sostanza, e poi prima il dovere e poi il piacere, no? Ecco, anche in questo caso, anche la domenica è così. Ma d'altronde, boh, vado, finisco le mie cose. Vi faccio vedere un po' meglio questi gatti nuovi, abbandonati. Sì, questo è quello che si fa toccare, si fa prendere in braccio. Ruffiano, vero? Questo è un ruffiano. Sì. Che c'è, amore? Ah, non lo so, ho preso paura. E suo fratello dov'è? Eccolo là. Vieni anche tu, dai! Guarda! Che non so se sia maschio o femmina. Lui è un maschio. Vieni! Ah, ma qui c'è qualcuno, c'è Wally. Ciao Wally. Guarda i bambini. Che matti. Andiamo. Dai. Vieni Wally, andiamo. Andiamo Wally, vieni. Bravissimo. Mi sono seduta un attimo qua sulla sedia di Pipo e oggi è bellissimo, c'è un caldo, oggi è il 16 febbraio, c'è un bel caldo fuori, sembra veramente primavera di nuovo perché già tempo fa era successo. Bello, neve non ce n'è, completamente senza neve, è un po' ventilato, infatti ho steso la biancheria perché stamattina avevo programmato la lavatrice e mi sono detta così appena arrivo a casa stendo di fuori sperando che resista il bel tempo. Sì, in realtà sì, perché pensavo si velasse molto prima il cielo, invece è ancora abbastanza limpido, c'è qualche velatura, ma insomma un po' si asciugherà di sicuro la biancheria, forse anche qualcosina si asciugherà anche del tutto sicuramente. Io ho già pranzato, ho mangiato un po' di pasta, forse un po', beh, non la quantità che mangiavo una volta, ma forse un pochino troppa. Vabbè, io e le dosi abbiamo delle difficoltà. Detto ciò, niente, ho già sistemato casa, devo cambiare la tela del divano, sì, è ancora quella, lo so. Devo cambiare anche le fodere dei cuscini perché ne sono troppo invernali. Io adesso ho bisogno di primavera. Vabbè, niente, io quindi ho già pulito, ho già fatto da mangiare, ho già steso la biancheria, il letto è già fatto perché lo faccio la mattina, arieggio la mattina e faccio la mattina il letto per tirarmi avanti e basta, quindi dovrei portare dentro un po' di legna, ma posso farlo anche domani, tanto. Tipo, sei stato sul cartone, ti hai portato dentro sporco. Mi metto un pochino a giocare, nel frattempo arriverà Franz, e poi mangerà anche lui. In realtà la nostra intenzione sarebbe stata quella di dare una pulita un po' giù al prato, al giardino,
perché di là, sotto le camere, c'è tanto sporco. Poi più in là ci saranno da potare un po' gli alberi, soprattutto quelli da frutto. Domenica, teoricamente, andremo, teoricamente, andremo al mare, a Jesolo. E ci dobbiamo preparare psicologicamente al traffico. Infatti Franz, ma non partiamo presto la mattina. Mm, Secondo me dobbiamo partire presto, anche se è inverno, perché comunque sarà una giornata di festa lì. Ci sarà la sfilata dei carri di carnevale e se sarà bel tempo, teoricamente dovrebbe essere nuvoloso, non dovrebbe piovere, quindi dovrebbero farla. Altrimenti verrà rimandata a marzo. Vabbè, l'anno scorso non mi ricordo se l'avevamo fatta a marzo o febbraio. Beh, io mi ricordo che era stata una bellissima giornata, c'era caldo, stava benissimo. Vado perché sennò io chiacchiero e non combino niente. Beh, tanto non combinerei niente lo stesso perché mi metto a giocare. Vabbè, vado.